Eccoci qui, compagni di viaggio, anche oggi siamo pronti per un nuovo giro. Andremo a Pesaris, nella città degli orologi, facendo un giro spottatoia. A dopo. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. E non vi dico, cari amici, il profumo di sottobosco è inebriante, è vietato chiudere la visiera, una roba veramente da provare. This old town, just put it all behind. Remember you Guarda vigneti and I would always find some delle cantine di Rauscedo, kids who qui siamo nella zona dei prosciuttifici di San Daniele, cry when you're gone. qui siamo quasi a Osopo. Guardate che spettacolo, queste montagne che sembrano disegnate. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here hanging. Uno dei prossimi giri vedremo Benzone. Seems like time. Pochi lo sanno che in questo tratto la statale 13 è la via Giulia Augusta In our che porta direttamente verso l'Austria. river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're Adesso abbiamo fatto la spesa gone. e si sale verso il monte Zoncolan. Finalmente un po' di tornanti. Oh, river's gonna cry when you're gone. Guardate che spettacolo di posto. Adesso saliremo sul monte Zoncolan. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're Abbiamo fatto due parole con quei signori con le Porsche che sono venuti dal Sud America, dall'Argentina, Uruguay e stanno facendo un giro d'Europa con quelle macchinine che non sono proprio economiche da fare turismo, però hanno i soldi. Adesso ritorniamo in giù perché qua ci sono 13 gradi. river's gonna cry when you're Hello group trip! It's gonna cry, it's gonna cry. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Adesso la Paola sta preparando il rancio del motociclista. I heard you Ragazzi, qua place where we vicino al monte Zoncolan anche il pane è buono e sa di pane. River's gonna cry when you're gone. Dopo averci mangiato un bel panino assaggiamo qui il dolce formato tristezza. Questa è una micro colomba perché mini sarebbe ancora dire tanto, miniaturizzata. Facciamo una fettina a testa piangendo. Siamo entrati in Val Pesarina. Out across the water, I smell the salt, I feel the breeze.
primo orologio è un orologio a palette. Questo orologio simile a una clessidra e a vasche comunicanti. Man mano che passano le ore si riempiono le vasche. Questa è una meridiana del 1770, è ancora precisa. Si sta girando forse il 2, sì, guarda, il 3, è arrivato il 3, 13 e 13. Qui abbiamo un problema di pixel, sono un po' grandini, però è funzionante. E proseguiamo col prossimo. Che figata! Come hanno fatto un orologio? Anche questo orologio molto particolare. Ah, che figata l'orologio di Leonardo! È una clessidra. Se ci fosse il sole vedresti l'ora quando sei alto 1,5 m. Sei mese di viaggio, Poi ti faccio luce io con la pila. Che ora fai? Eh sì, è quello dell'orario solare. non invece. Veramente sofisticato questo orologio. In questa splendida piazzetta c'è un orologio veramente spettacolare con le campane. Che figata di meccanica! Si sta per riempire. Pieno, adesso si sposta. Ecco. Continua e cambia moneta. Si sposta. Ecco. E si è spostato anche il minuto. Poi Cardano. Qui c'è un Cardanici. Ecco figo. Quando si dice orologio gigante, questo è proprio il senso della parola. Sarà 4 metri almeno di larghezza e questo è un orologio astronomico. E adesso facciamo la forcella alla Varet e andiamo per Casera Razzo.